il pistore in veneziano non sarebbe altro che quello che lavora e che fa il pan. Il pistore non c'è da confonderlo con il fornero, perché il pistore fa il pan perché lo pesta, e il fornero invece lo cucinava solo, per commissione. Il pistore in italiano sarebbe il fornaio. Ecco. Il pistore una volta era che c'erano i forni a legna e non c'erano macchine. Faceva tutto con i bracci, e aveva i famosi evai che ora li faceva di notte per prepararli pronti alla mattina. E mattina, quando ti venivi fuori, ti sentivi sto profumo del pan fresco che ti faceva voglia, e c'era, ma non che c'era biscotti, non che c'era niente, solo sto profumo che mi pare ancora che di sentirlo come che io sentivo nella mia infanzia. E c'era un pan che c'era veramente appetitoso, gustoso, e che aveva tutti i gusti a cui mi dispiace dirlo. Non si mangia più quel pane, no, perché adesso si entra macchine, si entra altri modi di cucinare, perciò non c'è più quello.